Buonasera, ben trovati a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. La crisi idrica non smette di preoccupare e assetare mezza Sicilia, da Messina a Caltanissetta, passando per Agrigento, dove in alcune zone l'acqua sarà trasportata con le motoapi. I sindaci corrono ai ripari con soluzioni tampone in attesa di nuove trivellazioni. WeBuild pronta per il ponte. L'amministratore delegato Pietro Salini: c'è un piano da 100.000 assunzioni. La mega opera sarà volano per l'economia. Le mani dei clan sugli imballaggi, 16 arresti nell'operazione Fenice. La produzione e la commercializzazione di imballaggi per prodotti ortofrutticoli a Vittoria era gestita dal clan Greco. Si accende la speranza per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina dopo l'incontro tra il presidente della regione e il ministro della salute. Se non dovesse arrivare la deroga, pronta un'altra proroga. Il proprietario del cane Aaron non potrà più avere altri animali. Dopo l'atroce gesto dell'uomo che bruciò vivo il cane in piazza a Palermo, arriva un'ordinanza del sindaco. Catania ha chiuso al traffico un tratto della circonvallazione, inevitabili i rallentamenti in direzione Mister Bianco. Calcio, il Catania ad un passo da Mimmo Toscano. Il tecnico attende la risoluzione con il Cesena per legarsi al club di Pelligra. In bilico il futuro di molti giocatori della rosa attuale. Bentrovati. In apertura un'ampia pagina dedicata alla crisi idrica siciliana. Partiamo da Messina, dove cresce la preoccupazione per la mancanza d'acqua. Questo pomeriggio è stato fatto il punto con il coordinatore regionale per l'emergenza Salvo Cocina. Domani riunione in prefettura anche per parlare di come affrontare in queste condizioni la stagione degli incendi. Francesco Triolo. Riunioni continue per affrontare un'emergenza che è dietro l'angolo. A Messina preoccupa la crisi idrica dovuta alla siccità. Oggi pomeriggio il sindaco Federico Basile si è confrontato con il coordinatore regionale per l'emergenza Salvo Cocina, effettuando un approfondimento della situazione provinciale. Nei giorni scorsi è stata adottata un'ordinanza contro gli sprechi e il rischio è quello che si debba inasprire. C'è una chiara ed evidente riduzione delle fonti di approvvigionamento idrico, non riguarda la città di Messina, riguarda tutta la Sicilia. Stiamo vedendo quello che è successo anche ieri a Palermo, una manifestazione importante. L'ordinanza antispreco serve a far capire che non dobbiamo disperdere quelle risorse poche che abbiamo. Mi auguro davvero di non arrivare con i mesi successivi a dover limitare l'erogazione. È stato chiesto all'AMAM un quadro della situazione ed eventuali soluzioni per aumentare la capacità della portata d'acqua. Domani pomeriggio in prefettura altra riunione per legare il tema acqua a quello degli incendi. Ci aspettiamo un'estate calda, naturalmente abbiamo qualche preoccupazione perché, visto il periodo di siccità che si potrebbe presentare durante la stagione estiva, fronteggiare anche questo tipo di emergenze diventerebbe abbastanza complicato. Ci spostiamo nel Nisseno, dove sono 9 i comuni della provincia di Caltanissetta senza acqua da questa mattina, dopo l'interruzione da parte di Sicilia Acque della fornitura idrica dall'acquedotto Fanaco Gerri Italia. Ancora una volta il vallone con i rubinetti a secco, niente acqua a Mussomeli, Campofranco, Sutera, Montedoro, Milena, Bonpensiere, così come a Delia e Sommatino. Uno stop improvviso che ha interessato 9 comuni, in concreto l'intero comprensorio. L'improvvisa interruzione è stata ufficializzata da Sicilia Acque per via della sospensione della fornitura ai comuni serviti dall'acquedotto Fanaco. Da qui il necessario blocco da parte di Caltacqua della distribuzione idrica così come era programmata, in attesa di nuovi sviluppi. Situazione che è in piena evoluzione e va a incrociarsi peraltro con la profonda crisi idrica che drammaticamente sta colpendo l'isola. A Caltanissetta intanto anche un tavolo operativo con prefettura, Ati Idrica, autorità di bacino, Caltacqua e i sindaci della provincia per fare il punto della situazione. Gela, Caltanissetta e San Cataldo sono le città che manterranno fino a ottobre lo standard di approvvigionamento attuale grazie agli interventi sulla diga Ancipa. Per sopperire alla carenza idrica attuale, Caltacqua ha sottolineato che potranno essere sfruttati 2 nuovi pozzi disponibili nei pressi del Ragoleto. L'obiettivo è quello di mantenere dalla diga Ragoleto i circa 100 litri al secondo
questo almeno fino all'autunno. Arrivano intanto conferme anche sull'intervento della Regione per la realizzazione di 3 nuovi dissalatori, compreso quello per Gela. Ci vorranno 5 mesi per la loro costruzione e operatività. Nelle more dei diversi interventi già finanziati e in corso di finanziamento, intanto il prefetto ha invitato i sindaci e i rappresentanti di Caltacqua e Sicilia Acque a trovare soluzioni di emergenza, soprattutto per la stagione estiva, dove si prevede una perdurante siccità. Agrigento invece corre ai ripari per tamponare l'emergenza idrica. Individuate le fonti per l'approvvigionamento in attesa della costruzione del nuovo dissalatore e il riutilizzo di quelli già esistenti. Le abitazioni e le attività commerciali del centro storico saranno rifornite con le motoapi. Davide Sardo. La trivellazione di nuovi pozzi nei comuni limitrofi, il potenziamento del servizio di fornitura idrica tramite autobotti e lo sfruttamento al massimo di 2 sorgenti presenti in città, quella di Bonamorone e quella della via Solferino. Per il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè si tratta, nell'immediato, degli interventi da attuare per tamponare l'emergenza idrica nel capoluogo. Poi, più a lungo termine, si prospetta la costruzione di un nuovo dissalatore ed il ripristino funzionale degli impianti di dissalazione già installati a Porto Empedocle. Se ne è parlato durante il primo incontro tra la Fondazione Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025 ed il territorio agrigentino presso il Consorzio Universitario. Nell'opera del dissalatore, il dissalatore che deve essere realizzato o dalla regione, ma anche ci può essere anche un'evenienza di qualche privato che si può essere interessato, e poi anche il dissalatore dell'Enel, la centrale Enel del Porto Empedocle ha già un dissalatore in fusione H24, quindi che può essere di grande aiuto specialmente per la riserva delle autobotti. Ed ancora le abitazioni e le attività commerciali del centro storico, dove le strade d'accesso sono strette e impervie, saranno rifornite con le motoapi e una manichetta di 70 metri. L'emergenza potrà poi essere un ricordo con la nuova rete idrica che sarà realizzata con i fondi per lo sviluppo e la coesione. Per il progetto sono stati stanziati 37 milioni di euro. E intanto la Coldiretti Sicilia ha inviato a Favignana un carico pieno di erba medica disidratata che contribuirà a salvaguardare il patrimonio zootecnico. L'aiuto giunto sull'isola, afferma Coldiretti, è dettato dalla mancanza di pioggia che da mesi impedisce una programmazione produttiva uguale in tutta la regione, con conseguenze allarmanti per tutti i comparti. La D di WeBuild, Pietro Salini, chiama il ministro Salvini, pronti a partire con il cantiere del ponte. C'è un piano da 100.000 assunzioni. Luca Ciliberti. Il ponte volano di economia e infrastrutture. L'amministratore delegato di WeBuild, Pietro Salini, non perde occasione per ricordarlo. Noi siamo pronti a partire anche domani mattina. C'è una squadra che scalda i motori, ragazzi che vogliono farlo, dice Salini a margine del premio intitolato all'economista Alberto Giovannini, già presidente del gruppo. Ricorda che il cantiere porterà a regime 100.000 posti di lavoro disseminati in Italia, perché le infrastrutture non producono benefici solo dove nascono. Quindi significa crescita del PIL, assunzione di ragazzi che possono lavorare, significa fare uno sforzo di immaginazione, dice Salini, quando uno spende 100 miliardi per una rete ad alta velocità che connette un capo all'altro del paese e si ferma per non fare un ponte che vale solo 4 miliardi e mezzo del totale del costo, diventa abbastanza surreale. Il resto di queste somme, di cui si sente sempre parlare, 12-13 miliardi, sono spese sul territorio che sono necessarie, sono strade, metropolitane, sistemazioni idrogeologiche e tante altre strutture ingegneristiche che sono connesse al ponte, come a voler sottolineare che per l'azienda la costruzione del ponte sotto il profilo del bilancio della WeBuild diventa quasi indifferente. Se si cominciasse subito, noi siamo pronti domani mattina, riafferma l'amministratore delegato di WeBuild. Se la politica ci dice cominciamo, noi cominciamo, e questo è un appello non velato a Salvini. A Palermo i carabinieri hanno arrestato un 27enne palermitano accusato del tentato omicidio di un vicino di casa. Dopo l'ennesima discussione, pare scoppiata per un mancato saluto, avrebbe aggredito alle spalle il 54enne colpendolo ripetutamente con una zappa. La vittima, trasportata all'ospedale in Grassia con gravissime ferite, è ricoverata in prognosi riservata. Il settore della produzione e commercializzazione di imballaggi per prodotti ortofrutticoli a Vittoria era un affare del clan greco. 16 arresti nell'operazione Fenice. Ciliberti.
Interessi milionari nel packaging dell'ortofrutta a Vittoria, estorsioni, minacce e controllo del mercato della droga, tutto in mano alla famiglia Greco, diventata negli anni organica Cosa Nostra. L'operazione Fenice, condotta dai carabinieri di Ragusa e dai finanzieri di Catania, ha portato all'arresto di 16 persone. Un lungo lavoro degli investigatori cominciato nel 2016 e condotto fino al 2023, che ha ricostruito gli affari del clan capeggiato da Elio Greco e delineando i ruoli nel tempo assunti dagli altri indagati durante il suo periodo di detenzione. Tra i destinatari c'è Gaetano Valenti, nominato referente pro tempore del clan. Greco comandava anche da casa, dove era ai domiciliari dal 2021, usandola come base logistica anche per incontri con i vertici di altre cosche, inclusi i Santa Paola e gli Ercolano di Catania, i Nardo di Lentini e i Rinzivillo di Gela. I figli di Greco si sarebbero imposti come intermediari, bypassando di fatto il provvedimento di sequestro di beni e disponibilità del valore complessivo di 35 milioni emesso dal Tribunale di Catania a carico del padre e della sua ditta, la Vittoria PAC SRL. Sì, Emanuele Greco, detto Elio, riesce ad avviare comunque un'attività nel commercio del packaging grazie anche a una serie di relazioni che lui intraprende con alcuni altri imprenditori sempre del settore conniventi, che gli consentono comunque di gestire il proprio commercio da una parte, oppure di porsi come broker tra questi imprenditori e gli eventuali acquirenti. Resta sempre il packaging uno degli affari d'oro, diciamo, della criminalità in quel territorio? Assolutamente sì, come sappiamo l'economia di quel territorio è molto legata al settore ortofrutticolo e pertanto poi tutto l'indotto che ruota intorno al settore ortofrutticolo è fonte di grossi guadagni. I militari delle Fiamme Gialle e dei Carabinieri hanno documentato una collusione tra imprese attive nella commercializzazione di prodotti petroliferi che, grazie ai rapporti con Greco, sarebbero riuscite ad approvvigionarsi di carburante di provenienza illecita, così accrescendo il proprio giro d'affari e potendo contare su una competitività derivante dai carburanti a basso costo. Incontro tra il presidente della regione Renato Schifani e il ministro della salute Schillaci per discutere sulla deroga del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Se non dovesse arrivare la deroga, pronta un'altra proroga. Francesco Triolo. 31 luglio è la scadenza della proroga per il centro di cardiochirurgia pediatrica. La Regione lo scorso 15 maggio ha inviato al Ministero della Salute la richiesta di deroga al decreto Balduzzi, che prevede una struttura ogni 5 milioni di abitanti, così come avviene già in Veneto con Verona e Padova. Adesso il presidente Renato Schifani, accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'assessorato alla salute Salvatore Iacolino e dal capo di gabinetto di Palazzo d'Orleans Salvatore Sammartano, ha incontrato il ministro Orazio Schillaci, che ha assicurato come si stia valutando la sostenibilità della proposta della Regione sul piano assistenziale ed economico. La procedura insomma è stata incardinata. Per il presidente Schifani non più solo la proroga ma la deroga sarebbe una conquista della Regione con la contestuale revisione della rete ospedaliera. In ogni caso, qualora i tempi per la deroga dovessero allungarsi, ha assicurato il governatore che il Ministero della Salute ha manifestato la possibilità di assicurare un'ulteriore proroga del servizio per garantire la continuità assistenziale. Il Comitato dei Genitori del CCPM ha sottolineato come i dati dell'attività a Taormina dimostrano non solo la piena attività del centro, ma soprattutto come la deroga non penalizzerà le casse della Regione. Nei primi mesi del 2024 il CCPM ha ampiamente ripagato i costi, offrendo quindi nei mesi successivi solo ricavi per ASP e quindi per il governo regionale. Il Comitato dei Genitori assicura che non si arrenderà sino all'ottenimento della deroga a salvaguardia di tutti i bambini che ne hanno e ne avranno bisogno. Andiamo a Palermo. Nel quartiere Albergheria i rifiuti si accumulano su strade e marciapiedi da settimane. Residenti barricati in casa per evitare che entrino topi e scarafaggi. Marco Gullà. Nella mappa geografica dei rifiuti a Palermo il quartiere Albergheria conserva sempre una posizione di rilievo. Qui i rifiuti sono ormai parte strutturale delle strade e dei marciapiedi. I residenti sono rassegnati. Siamo a pochi metri dal mercato di Ballarò e i colori della frutta e della gastronomia palermitana vengono offuscati dall'immondizia che staziona per settimane e settimane. Siamo proprio nel cuore del quartiere Albergheria e come vedete insomma tantissimi rifiuti sono abbandonati sul ciglio del marciapiede. Qui tantissimi residenti devono barricarsi in casa
per evitare che topi e scarafaggi possano entrare appunto nelle loro abitazioni. Uno schifo completamente. Tutta Palermo, tutta piena di... ma poi non capisco, le persone si cambiano sempre materasse, io vedo tutta Palermo tutta piena di materasse, è uno schifo e mi piace che noi paghiamo la Tari, però i servizi non li fanno, perché? Perché, si chiede questo cittadino, in altre zone del capoluogo la RAP sta cercando di accelerare nella raccolta rifiuti, ma ovviamente a causa della mancanza di personale non riesce a fronteggiare in pieno l'emergenza. Aveva provocato l'indignazione di tutta Italia la storia di Aaron, bruciato vivo in piazza a Palermo dal suo padrone. Un'ordinanza del sindaco Lagalla adesso vieta a Carmelo Russo di possedere altri animali. Ci racconta tutto Desiree Ferlito. Diede fuoco e uccise il suo cucciolo di pitbull a Palermo lo scorso gennaio. Il cane morì dopo atroci sofferenze pochi giorni dopo. A distanza di qualche mese dalla tragica fine di Aaron era stata chiesta l'archiviazione per Carmelo Russo, definito da animalisti e non un mostro. Oltre 20 associazioni su tutto il territorio nazionale avevano presentato una denuncia chiedendo che Russo andasse a processo. L'uomo fu considerato incapace di intendere e di volere. Eppure facevano effetto le immagini delle telecamere di sicurezza di un bar mentre fumava disinvolto una sigaretta dopo aver assistito alla fine del suo cane. Adesso un'ordinanza firmata dal sindaco Lagalla vieta a Carmelo Russo di possedere, acquistare, in proprietà o detenere animali di qualunque genere e specie, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, su tutto il territorio comunale. Sarà il servizio veterinario dell'ASP di Palermo e la polizia municipale a controllare periodicamente il rispetto dell'ordinanza, provvedendo al sequestro degli animali eventualmente rinvenuti. Secondo l'assessore Ferrandelli si tratta di un atto dovuto per aver provocato dolore e morte a un cane, una vicenda, quella di Aaron, che scosse tutta l'Italia. Catania ha chiuso al traffico un tratto della circonvallazione. I lavori si rendono necessari per l'allaccio del collettore fognario all'altezza delle nuove stazioni della metropolitana Fontana e Montepo. Ripercussioni e alternative alla viabilità nel servizio di Tonino De Mana. Ore 9 in punto, la ruspa si muove e posiziona i blocchi di cemento sulla corsia nord di via Felice Fontana. Bastano pochi minuti ed un tratto della circonvallazione di Catania è chiuso al traffico. Il provvedimento su richiesta della FCE si è reso necessario per lavorare all'allaccio del collettore fognario all'altezza della stazione Montepo in funzione delle imminenti aperture delle fermate metro Fontana e Montepo. Vigili urbani in azione a ridosso della rotatoria per convogliare il traffico sulla complanare di via Mezzocampo con inevitabili rallentamenti in direzione Mister Bianco. La riapertura al transito è prevista per le 18 di venerdì. Dopo la pausa per il weekend, lunedì 17 giugno, a partire dalle 7, inizieranno invece gli scavi sulla carreggiata sud di via Felice Fontana. In questo caso la viabilità sarà garantita su una sola corsia alternata direzione di marcia Mister Bianco Catania. Per l'intera durata dei lavori sarà presente un presidio della Polizia Municipale che regolerà i flussi di traffico in modo da alleviare i disagi, favorendo la viabilità alternativa San Giorgio, tangenziale, uscita asse dei servizi ed asse attrezzato. Sempre sulla circonvallazione, in mattinata, altri lavori hanno causato rallentamenti sul viale Andrea Doria all'altezza del cavalcavia di via Passo Gravina. Ricordiamo infine che da lunedì sono in funzione i nuovi semafori TX Speed. Seggi vietati per i disabili a Palermo. Una giovane è rimasta bloccata 2 ore prima di poter votare. Il seggio si trovava ai piani alti e l'ascensore non c'era. Per esercitare il suo diritto a piano terra le hanno chiesto un documento che dimostrasse la sua condizione. Vi raccontiamo l'incubo vissuto da Fabiola con Desiree Ferlito. Il seggio elettorale è al primo piano e una disabile rimane bloccata 2 ore per votare. È successa a Palermo a una ragazza di 20 anni costretta in carrozzina che ha vissuto un'odissea per esercitare il suo diritto al voto. Io ho aspettato 2 ore ed è stato comunque snervante perché oggi nel 2024 è assurdo che non si pensi a delle situazioni del genere, comunque che ci possano essere delle persone con difficoltà.
Alla scuola Lombardo Radice di Corso Calatafimi però il seggio si trova ai piani superiori nell'istituto sprovvisto di ascensore. Ma non è tutto, come in una barzelletta quando la ragazza ha chiesto di poter votare al piano terra per evitare le scale, la risposta è stata disarmante. Dopo essermi stato detto che per votare in un altro seggio serviva un cartaceo della documentazione, una persona che conoscevo si è recata a casa, ha stampato questa documentazione e allora lì con il cartaceo in mano poi mi è stato permesso, di votare. E Fabiola non è stata l'unica, pare che allo stesso seggio molti disabili siano stati costretti ad andare via per la mancanza del certificato cartaceo. Una scuola quindi con importanti barriere architettoniche, sprovvista addirittura di una stampante. Dopo 2 ore di attesa e un rimando continuo di responsabilità, la disavventura si è conclusa solo grazie all'intervento di una persona che, dopo aver assistito alla scena, ha stampato il documento a casa ed è tornato al seggio. Fabiola è una promettente musicista e sogna di entrare in conservatorio, oltre che una terra in cui la disabilità non sia più una barriera. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport, è sempre più vicino l'accordo del Catania con Toscano. A tra poco. Ritorniamo in studio con il calcio, il Catania ad un passo da Mimmo Toscano. Il tecnico attende la buona uscita del Cesena per poi legarsi al club di Pelligra. In bilico il futuro di molti giocatori. Castellini verso la riconferma. Tonino De Mana. Attende solo la buona uscita dal Cesena che ha portato in Serie B, poi Mimmo Toscano firmerà la risoluzione del contratto per legarsi al Catania di Ross Pelligra. Per lui un possibile accordo biennale da 130.000 euro a stagione. A meno di clamorosi colpi di scena manca solo l'ufficialità con Grella e Faggiano che aspettano il via libera per portare in Sicilia uno degli allenatori più ambiti della categoria, capace di vincere 5 campionati di Serie C. È ormai questione di giorni, se non di ore, per arrivare a Toscano che porterebbe con sé alcuni uomini del suo staff come il vice allenatore Michele Napoli ed il preparatore dei portieri Fulvio Flavoni. Contestualmente si dovrà decidere il futuro di Zeoli, sarà ancora alle falde dell'Etna, magari con un altro incarico oppure altrove, si vedrà. Definiti tecnico e DS, il Catania potrà concentrarsi sul calciomercato. A poco più di un mese dal ritiro in Umbria sarà necessario costruire la squadra che dovrà dare l'assalto alla Serie B. L'obiettivo di Faggiano è di avere il 60-70% dell'organico già ad Assisi per il precampionato. Non sarà rivoluzione ma quasi, con almeno una dozzina di giocatori con le valigie in mano. Incerta anche la permanenza dei vari Chiricò, Rapisarda, Chiarella, Sturaro e Teio. Per fine prestito tornano alla base De Luca, Bocic, Popovic, Zanellato e Ladinetti. Per loro e per gli altri deciderà il nuovo tecnico, che difficilmente invece si priverà di una pedina giovane e di prospetto come Alessio Castellini. Bene, per stasera è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci.